Potrebbe esserci un caso Covid nella rosa del Casteltermini, per cui la programmata gara contro l'Akragas salta a data da destinarsi. La notizia si è sparsa stamani e, quanto si dice, interesserebbe un calciatore francese trovato con qualche linea di febbre. Sottoposto a tampone, l'esito si conoscerà lunedì prossimo. Il ragazzo d'Oltralpe di recente si è aggregato alla squadra del tecnico Pino La Bianca. Non si conoscono ulteriori dettagli e si attende da un momento all'altro un comunicato ufficiale della Lega, che era stata avvisata prontamente dalla società castelterminese. Per questo motivo il Francesco Di Gaetano ha preferito concedere un sabato di assoluto riposo, dando appuntamento al prossimo lunedì. Saltato il derby, adesso l'Akragas dovrà concentrarsi sul prossimo impegno di campionato e relativo alla terza stagionale, che lo vedrà impegnato contro il Marsala. Intanto in settimana il DS Ernesto Russello ha chiuso la trattativa con un paio di calciatori under, i quali torneranno utili al tecnico di Gaetano. Si tratta di Michele Coglitore, difensore classe 2001, originario di Palermo, ex settore giovanile del Trapani, e di Giulio Giorgio, centrocampista classe 2002, originario di Agrigento, che ha giocato ultimamente sia a Cosenza che a Siracusa. Ha esordito in Serie C con la maglia dell'Akragas 3 stagioni fa. Entrambi in settimana hanno già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Infine, se si fosse giocato regolarmente con il Casteltermine, l'Akragas sarebbe stato arbitrato da Alessio Amadei di Terne, con assistenti Manfredi Canale e Nicolas Angeloro, entrambi di Palermo. Infine queste le altre gare in programma: Canicattì Sciacca, Castellammare Pro Favara, Cussi Palermo Mazzara, Folgore Marineo, Marsala Parmonval, San Cataldese, Don Carlo Misilmeri. Per quanto riguarda le squadre agrigentine di promozione Girone A, il Camarat ospita il Villabate, mentre il Raffadali si reca sul campo dell'Ascari.